A Lampedusa sequestrato il veliero Alex, la barca a vela giunta in porto nel pomeriggio di sabato e scortata da guardie costiere e guardie di finanza, è stata appunto sequestrata. Il capo missione della nave Alex, mediterraneo e deputato palermitano di sinistra italiana Erasmo Palazzotto, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. I reati ipotizzati sono quelli contestati anche al capitano di Alex, lo skipper Tommaso Stella: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra e resistenza o violenza contro nave da guerra. I medesimi ipotizzati per la capitana di Sea-Watch, Carola Rackete. E oggi a Roma, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco, in occasione del sesto anniversario della visita a Lampedusa l'8 luglio 2013, lancia parole molto forti. Per Dio nessuno è straniero, a tutti sia data una casa e una patria. Ed il coro è vestito di nero in segno di lutto per i migranti morti in mare. Il pontefice chiede di guardare con amore i profughi, gli oppressi, in una basilica chiusa ai fedeli e aperta solo per i migranti, i rifugiati e diverse sigle che si occupano dell'accoglienza dei migranti. Il vescovo di Roma pronuncia un'omelia non di circostanza,